Di Ballestero, Forterano sconfitto 3-2 dal Lodi, ma in maniera immeritata, mi sento di dire. Certo, penso che abbiamo fatto una delle meglio partite di tutta la stagione, perché sì che siamo iniziati un po' forse più giù rispetto a loro in quanto a ritmo, forse in quanto a gioco, ma velocemente abbiamo reagito bene, e avevamo preso più o meno la misura che si dice, e penso che abbiamo pareggiato con l'intensità e anche con le occasioni, no? E penso che il secondo tempo quel gol che facciamo noi gol sulla battuta e poi ci fanno subito loro è stato quello che ti lascia un po' male, perché dopo tutto il lavoro che si è fatto con la squadra rimani male. Beh, senza ombra di dubbio un punto sarebbe stato il risultato più giusto per quello che si è visto in campo, almeno questo è il mio pensiero. Però deve lasciare soddisfazione il fatto che insomma, questi sono una squadra costruita per andare a vincere, noi per salvarci l'abbiamo tenuti a bada, anzi c'è stato un momento soprattutto nella seconda parte del secondo tempo dove potevamo castigarli davvero. Certo, dobbiamo fare complimenti al Lodi anche perché hanno fatto una bellissima partita, sappiamo la qualità che ha quella squadra lì, ma dobbiamo avere anche fiducia e essere giù animicamente noi, perché penso che ci abbiamo dimostrato già, non è la prima volta qui in casa, che dimostriamo alla gente che possiamo lottare con qualsiasi squadra, e questo ci deve lasciare un sapore di bocca un po' più dolce e avere questa fiducia per seguire lavorando. Grazie Davide, che ci metti sempre la faccia nel bene e nel male. Grazie a voi. Grazie mille a voi.